Focus TG, una buona giornata, una buona domenica a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. Ieri è stato il primo giorno della nuova tratta di Pedemontana Bassano-Montebelluna, un giorno importante sia per i residenti ma anche per i turisti, per chi si è trovato a percorrere questo nuovo tratto davvero accorciando in maniera esemplare i tempi di percorrenza proprio. Allora noi abbiamo voluto fare un viaggio proprio in questo tratto di Pedemontana per cercare di capire come funziona realmente la cosa, e allora andiamo a vedere. Viaggio per bisogno o per curiosità? Per curiosità. Da dove viene? Montebelluna. E dove esce? A Bassano, Manostica, quelle zone lì. Prendete la Pedemontana per curiosità o per necessità? Per curiosità. Curiosità. Curiosità di vedere quest'opera tanto chiacchierata, discussa, contestata. Così più di qualcuno si è anche fermato qualche minuto su una delle piazzole per convincersi dell'asfalto drenante, delle barriere antirumori dell'ultima generazione, delle vie di uscita, ma soprattutto dell'innovativo impianto di recupero delle acque dalla sede stradale. Poi via verso la prima uscita utile, quella di Altivole. Cosa le è parso? La strada è molto comoda, sicuramente libera, non c'è traffico in questo momento, mi pare una bella soluzione, comunque ci voleva. Avevamo accompagnato la figlia a Vicenza. Allora, com'è andata questa autostrada? Benissimo. Stupenda, meravigliosa. Poi c'è chi ha voluto percorrerla tutta la nuova tratta fino a Bassano Ovest. Qui il traffico è un po' più sostenuto perché molti escono dopo aver percorso il tratto da Malo, già aperto peraltro da tempo. Sì, io faccio sempre questa ultimamente perché la comodità e il tempo risparmiato alla fine. Però anche per chi entra da qui verso Montebelluna è soprattutto la curiosità il motivo del viaggio. Devo andare verso San Zenone, Onè di Fonte, so che c'è l'uscita a Loria, per cui niente, sia per curiosità ma anche per velocizzare, così cronometro, vedo quanto tempo ci metto. Un'arteria che decisamente avvicina luoghi e persone, e la prova sta nell'orario in rapporto alle uscite. Partendo da Bassano Ovest alle 13:24, raggiungendo i 110 km/h, velocità massima attualmente consentita, in 3 minuti si passa davanti a Bassano Est e un minuto dopo al casello di Loria Mussolente. Alle 13:30, quindi 6 minuti dopo la partenza, si arriva a Riese Pio X, mentre 4 minuti dopo si arriva ad Altivole. Pochi secondi e spunta il Montello e si arriva all'uscita obbligatoria alle 13:41. Quindi ora da Bassano si raggiunge Montebelluna in 17 minuti con un pedaggio di 5,50 €. Insomma, verso fine anno, tra l'altro, dovrebbe essere anche conclusa l'intera Pedemontana. La voce dei politici adesso, le persone che politicamente si stanno muovendo, si sono mosse negli anni per arrivare a questo traguardo. L'inaugurazione della Pedemontana Veneta è stato un giorno memorabile. Bassano diventa raggiungibile per tutti grazie ad una superstrada che promuove il rilancio economico ed industriale del Veneto. È un giorno importantissimo soprattutto per tutto quello che è il nostro comparto industriale e artigianale. L'apertura di questo ulteriore tratto della Pedemontana rappresenterà una grande svolta. L'opera sicuramente sarà utile per tutti e quindi non possiamo che condividere il compiacimento della Regione e della SIS per questa novità. L'apertura della Pedemontana è davvero una grande opportunità per i nostri territori. Adesso però bisogna mettersi a lavorare anche per i comuni che si trovano alle uscite della Pedemontana per risolvere i problemi di viabilità che ancora ci sono. Oggi è una giornata fondamentale per tutto il territorio, per la nostra economia. Ora sta a noi sindaci avere la capacità di non farla diventare soltanto una strada di passaggio, questa Pedemontana. È un'opera importantissima, oggi mettiamo un altro tassello per arrivare al completamento di questa opera che trasformerà il Veneto, dando grandissime opportunità a tutto il mondo dell'economia. Connettiamo finalmente con maggiore velocità le imprese di uno dei territori più industrializzati del Veneto con il resto del mondo. E continuiamo in un certo senso a parlare di rilancio di tante categorie economiche che in questo periodo difficile di crisi causa pandemia si sono trovate letteralmente in ginocchio. Allora la stessa assessora regionale Lanzarin, l'assessora alla sanità, che interviene sulla questione vaccini, dà delle priorità, dà delle linee guida verso una ripartenza, cominciando soprattutto dal turismo. Stiamo anche ragionando della settimana prossima, vorremmo aprire per 2 categorie che secondo noi sono molto importanti: il mondo del turismo, quindi mettere in protezione tutti gli operatori del mondo del turismo, e poi l'altro settore che vogliamo mettere in protezione subito, insomma, è quello dei centri estivi, ricreativi, dei campi scuola per i ragazzi e gli adolescenti che si apriranno qui a breve.
Queste le priorità nella campagna vaccinale cui sta lavorando la Regione accanto alle ULSS del territorio. I numeri non sono indifferenti, soprattutto per il comparto turistico, ormai ai nastri di partenza. Abbiamo circa da mettere in protezione all'incirca, insomma, più o meno 60.000-65.000 persone per le strutture ricettive, alberghiere, per tutto il turismo all'aria aperta, il camping e quant'altro. Da vaccinare quanto prima anche il mondo dei centri estivi che dal 7 giugno con il Veneto in zona bianca tornerà ad accogliere bambini e ragazzi. Siamo in contatto quindi con tutte queste realtà per la vaccinazione degli operatori, degli educatori, dei volontari, che sappiamo sono anche ragazzi molto giovani, e quindi mettiamo anche in protezione, insomma, una fascia molto giovane della nostra popolazione. Intanto sono state diramate le nuove linee guida regionali per la riapertura dei centri. Il principio, afferma Lanzarin, è stato quello della massima semplificazione. Genitori e operatori dovranno firmare un patto di responsabilità dove si impegnano al mantenimento di comportamenti corretti. Ogni centro disporrà poi di un referente Covid con i partecipanti suddivisi in gruppi omogenei, le cosiddette bolle. Ma novità di quest'anno: non ci saranno limiti numerici rigidi per le singole formazioni. Questo significa di fatto più disponibilità di posti rispetto al 2020. Ritornando alla campagna vaccinale, Lanzarin guarda alle nuove mosse del commissario che dal 3 giugno ha annunciato l'addio al sistema delle fasce d'età. È chiaro che ci sarà a un certo punto un liberi tutti, l'ha detto e l'ha annunciato anche il generale Figliuolo, l'importante è che ci arrivano vaccini. A proposito di nuove vaccinazioni e di ultimi casi di contagio, li vediamo subito dopo la pausa. E rieccoci in diretta a Focus TG. Diamo allora uno sguardo, come avevo anticipato poco fa, al report inviato da Azienda Zero. Vediamo che variazioni ci sono dalle 17 di ieri alle 8 di questa mattina. Sono 80 i nuovi casi positivi. Andando a vedere la situazione negli ospedali, molto bene, perché sia in area non critica che in terapia intensiva c'è il segno meno, quindi 3 pazienti in meno in area non critica per un totale di 288 ricoverati positivi. Stiamo parlando dell'area non critica. 2 pazienti in meno in terapia intensiva. Il totale dei pazienti ricoverati positivi in terapia intensiva è di 49. Ma in realtà c'è un dato che è ancora più bello, che è questo 0 relativo alle persone che nella notte hanno perso la vita. Quindi nessuno nella notte è deceduto. Quindi questo penso che sia il dato più bello emerso da questa tabella. Per quanto riguarda invece la tabella relativa alle vaccinazioni, le dosi somministrate nelle ultime 24 ore sono in tutto 31.657, un totale di 2.770.877. Per quanto riguarda le prime dosi somministrate nelle ultime 24 ore siamo a quota 24.641. Per quanto riguarda invece i nuovi cicli completati nelle ultime 24 ore siamo a quota 7.016. Un totale di cicli completati di 936.339, mentre sono 1.834.463 le prime dosi fatte fino ad oggi. Per quanto riguarda la percentuale invece delle dosi somministrate in base alle dosi di vaccino fornite, è alta, molto alta la quota, perché sfiora il 96%. Quindi insomma sono buone notizie. La macchina vaccinale sta procedendo alla grande, nonostante in alcuni casi, soprattutto negli ultimi tempi, si siano verificati, vedi anche la situazione quanto accaduto nell'ULSS 7 Pedemontana, verificati dei ritardi perché mancavano le dosi di vaccino, mancava la consegna delle dosi di vaccino, quindi c'è stato qualche rallentamento, però piano piano abbiamo visto, i numeri parlano, si sta davvero portando avanti un gran lavoro di somministrazione di vaccino a una fetta grandissima di popolazione. Tra l'altro adesso ci stiamo avvicinando anche all'estate, tempo di ferie che interessa anche tutto il personale medico-sanitario all'interno degli ospedali. Siamo stati al San Bortolo a Vicenza, abbiamo parlato con la direzione e ci hanno assicurato che sia per quanto riguarda le ferie per infermieri, medici e operatori saranno garantite, ma ovviamente sarà garantita la cura delle persone, dei pazienti che si trovano all'interno della struttura sanitaria.
La pandemia da Covid ha costretto, lo sappiamo, a turni massacranti, soprattutto il personale medico e paramedico, con conseguente accumulo di ferie. Un aspetto importante che investe il mondo dei contratti di lavoro. Le ferie verranno recuperate e sicuramente noi garantiamo il piano ferie estive. Dal 15 di giugno fino al 15 settembre il personale delle nostre unità operative sarà appunto, potrà godere delle ferie meritate e comunque anche adesso che stiamo dismettendo i reparti Covid, in alcuni reparti lasciamo dei turni aggiuntivi proprio per garantire al personale che invece è stabilmente in quel reparto di poter usufruire di qualche giorno o di una settimana di ferie, insomma, in modo da potersi presentare all'appuntamento autunnale perfettamente in forma. Scongiurato dunque, secondo il direttore sanitario, il rischio che i medici ospedalieri quest'estate non possano andare in vacanza grazie ad un piano ferie studiato e a turni aggiuntivi. Per una ripresa in autunno in piena forza, scongiurando altri momenti di pandemia. E continuiamo a parlare di ripresa economica perché ci sono alcune aziende in questo periodo così difficile che però stanno cercando lavoratori qualificati. Siamo all'inizio di un'epoca nuova, abbiamo bisogno di personale che sia competente e che abbia delle competenze da poter applicare nei settori dove c'è tanta richiesta di personale. Competenze per competere. Dopo la crisi inizia un nuovo rinascimento in cui le aziende vogliono e devono intercettare la ripresa, i fondi europei, le risorse del Recovery Fund. Ma per essere competitivi servono risorse specializzate. Oggi c'è bisogno di tante competenze per poter essere ricollocati all'interno delle attività che richiedono personale sempre più preparato, sempre più tecnologico e sempre con competenze migliori. Nei prossimi 3 anni da parte dei grandi gruppi nel Vicentino è prevista una forte richiesta di professionisti, in particolare di ingegneri e diplomati in meccanica ed elettronica. Abbiamo una richiesta enorme per quanto riguarda il comparto della meccanica e dell'elettronica. Abbiamo le nostre imprese che hanno richieste di personale in continuazione e lì hanno anche una resa molto importante per quello che riguarda lo stipendio. Hanno stipendi molto alti che vanno bene soprattutto per i giovani che hanno esperienze e competenze tecnologiche avanzate e che sappiano anche qualcosa di digitale. Da oggi al 2024 circa la metà delle assunzioni riguarderà per il 23,1% professioni specializzate e per il 20,7% professioni tecniche. Il consiglio che diamo alle persone che sono in cerca di lavoro è di aumentare le proprie competenze. Solo facendo questo potranno entrare nel mondo del lavoro perché è quello che le imprese chiedono, competenze per essere competitivi nel mercato. Un mese fa il dramma del ragazzo di 23 anni travolto e ucciso dal carico di una gru. Abbiamo le parole toccanti e strazianti della mamma. Non abbiamo più un sorriso, non abbiamo più vita, ecco. Purtroppo ci sono state tante persone che ci hanno voluto bene, che ci hanno sostenuto, però la sua mancanza è grande, quindi è tutto nero adesso. È trascorso un mese da quella tragedia che in un attimo ha cancellato e stravolto la vita della famiglia Battistetti e di quanti amavano Mattia. La voce si ferma in gola, le lacrime continuano a scendere e rimane nel cuore un'unica drammatica domanda. Perché? Perché morire a 23 anni mentre si sta lavorando? Quel giorno per Monica, la mamma, tutto si è fermato. Un dramma enorme, una disperazione. Non so neanche cosa dire. Dalla telefonata che mi ha fatto il suo titolare c'è caduto il mondo. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 9 persone, l'accusa omicidio colposo. Io chiedo alla giustizia che facciano giustizia, basta, che facciano giustizia per Mattia, che era un giusto in questo mondo e credeva nella giustizia veramente. Ricordami così, con un sorriso, è scritto sulla lapide di Mattia, quel sorriso che gli è stato strappato a 23 anni. Di perdono Monica per ora, non vuole sentire parlare, troppo lacerante il dolore, troppo immenso quel vuoto che Mattia ha lasciato. No, nessuno. So che qualcuno si è fatto sentire tramite gli avvocati, però
Nessuno è venuto. Lei la donerebbe? No, oggi come oggi no. Non lo so, un futuro, però oggi come oggi no. Mi sono messa in dubbio anche come persona perché non era questo il mio cuore, però chi mi ha portato via mio figlio non posso perdonarlo. Mattia ha sempre combattuto per le cose giuste, credeva nella giustizia, in quella giustizia nella quale ora confida la famiglia. La mamma pensa a lui e ci dice: Mattia era una persona speciale, era un ragazzo buono, solare, e ce lo hanno dimostrato in tante persone in questo periodo. Era un ragazzo che si dava agli altri, che aiutava chi era in difficoltà. E grazie a Mattia oggi molte persone sono tornate a vivere. Siamo riusciti a donare gli organi, quindi Mattia potrà aiutare altre persone, insomma, con alcune parti di lui. Chi ha sbagliato deve pagare, dice Monica, cercando con lo sguardo quel figlio che non tornerà più a casa. Anche perché poi c'è un dato inquietante, perché nei primi 4 mesi del 2021 in Italia sono 306 le persone che hanno perso la vita sul posto di lavoro, quindi lavorando, 306 morti sul lavoro in soli 4 mesi. Pensiamo da qui alla fine dell'anno cosa possa succedere. C'è bisogno davvero di un intervento forte, di un intervento basato assolutamente sulla sicurezza, perché non si può parlare soltanto di errore in questi casi. Continuiamo a parlare di lavoro, continuiamo a parlare di categorie che in questo periodo difficile di pandemia sono state davvero tartassate, massacrate, a cominciare proprio da tutto quello che è il settore dei matrimoni e delle cerimonie. Il 7 giugno è la data da cerchiare in rosso, il giorno nel quale il Veneto, dopo mesi di chiusure e difficoltà, dovrebbe finalmente passare in zona bianca. Un momento atteso da più settori, in primis quelli che ruotano intorno a matrimoni, feste e convegni. Una trentina i comparti interessati dalla domanda di beni e servizi per cerimonie e wedding. Nella Marca si contano 7.491 imprese, pari all'8,6% dell'intero sistema imprenditoriale, e quasi un'impresa su 2 del settore è artigiana. Da quanto rilevato da Confartigianato, il settore del wedding risulta essere tra quelli che nel 2020 rispetto al 2019 ha registrato cali di fatturato delle medie e piccole imprese superiori a quello medio del meno 25,5%, in alcuni casi come nel trasporto persone con perdite del 73,8% o del 36,7% delle pasticcerie. Sono tutta la parte del servizio della persona, la cura della persona, l'abbigliamento, tutta la parte dei fotografi, tutta la parte dei spettacoli, tutta la parte anche del trasporto persone che sono ferme perché non ci sono le gite, non ci sono gli eventi. Nel 2020 a Treviso sono stati celebrati 1.490 matrimoni, quasi la metà di quelli officiati nei 12 mesi precedenti, e visto che il periodo che solitamente i futuri sposi scelgono per pronunciare il loro sì è proprio quello estivo, da giugno a settembre, si guarda con fiducia al passaggio in zona bianca per un ritorno alla normalità, anche attraverso il Green Pass, ma avverte Sartor, la certificazione verde deve essere approvata al più presto, vanno evitati, dice, inutili colli di bottiglia burocratici. Se ci sono emergenze e così come sono state fatte procedure di emergenza su alcuni fatti, anche per questa cosa ci sia sempre la complicazione a fare semplici. E per quanto riguarda le vacanze, che succede? Sono già state prenotate le settimane di sospirate vacanze? Lo abbiamo chiesto proprio ai vicentini e alle vicentine. Andrò in montagna. Quindi ha già prenotato? Sì. Sono a favore di fare le vacanze. Già prenotate? Già prenotate, ancora a febbraio se ci vogliono in Alto Adige. Niente vacanze quest'anno. Come mai? Perché noi lavoriamo nel settore ristorazione, non abbiamo lavorato tanto 7 mesi a casa, quindi niente vacanze. Non ancora perché sono in fase di lavoro, quindi 0 ferie per ora. Ma ti senti tranquillo se dovessi andare all'estero? Senza problemi, assolutamente. Non mi farei problemi del Covid né di nient'altro. Lei ha già prenotato le vacanze per quest'anno? No. Sa un'idea di dove potrebbe andare? No, nessuna idea. Quindi è il primo anno che proprio c'è fumo totale, oppure? Sì, abbastanza. Perché? Penso che lo sappiamo tutti. Ho una perfetta idea di dove andare. Vado via in camper. Quindi si sente più libero? Certo.
Il camper mi porterà in Sicilia forse, non all'estero. Perché non all'estero? Ma mi sento più tranquillo a casa. Temo che quest'anno rimarremo qua in zona perché un po' complice ancora l'incertezza che abbiamo, insomma dovrebbero riaprire tutto, però non sappiamo poi in definitiva sugli orari, le cose. Penso che sarà da rimandare a data da destinarsi, qualche gita fuori porta e vedremo di risolverla così. Da nessuna parte perché non faccio le vacanze quest'anno. Come mai? Perché sono un imprenditore tra virgolette, ho un'attività di ristorazione e quindi niente vacanze da anni ormai. In Sardegna. Non ha paura di queste prenotazioni che saltino, di un nuovo contagio, di una nuova? Può essere, speriamo di no. Ci separiamo per qualche minuto, c'è una breve pausa. Rieccoci in diretta Focus TG, ripartiamo dalle penne nere. Dopo questo periodo così difficile, Rete Veneta vuole trasmettervi proprio questa sera quello che è stato l'ultimo grande evento alpino, la dunata di Tolmezzo, la Triveneta di Tolmezzo, un momento davvero unico che tanti di voi e tante di voi ricorderanno senz'altro, con la speranza che si possa tornare ad assistere di persona a quella che è un evento unico, la dunata degli alpini, la dunata nazionale degli alpini, che ricordiamo ancora una volta è stata spostata. Allora questa sera alle 21 su Rete Veneta potrete assistere, riassaporare e riprovare tutte le emozioni dell'ultima grande adunata, dell'ultimo raduno triveneto di Tolmezzo. Sul ponte di Bassano noi ci daremo la mano. Il Ponte Vecchio è tornato alla vita dopo anni di restauri e lavori, in un momento molto difficile per il Veneto, i veneti e il mondo intero. Questo ritorno alla vita è come un segnale, un ponte ideale che ci porta a superare le difficoltà e entrare in una nuova quotidianità. Proprio dal ponte di Bassano vogliamo ripartire e ripartiamo con chi ha contribuito a ricostruirlo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Non per niente è conosciuto anche come Ponte degli Alpini. Ripartiamo da qui, dalle penne nere, da quel popolo di alpini che non si è mai tirato indietro rispetto alle sfide della storia e della quotidianità. Servizio, altruismo, dedizione, fatica, eroismo. Sono temi associati agli alpini assieme al concetto di comunità, gruppo, adunata. Riportiamo proprio dall'ultima adunata che si è svolta prima dell'emergenza coronavirus, quella di Tolmezzo. Ripartiamo dai nostri alpini, uno speciale dedicato a quell'ultimo grande appuntamento. Un fiume di penne nere e cappelli verdi, orgoglio del Veneto e dell'Italia nel mondo. Un ponte per guardare al futuro, domenica sera alle 21 su Rete Veneta. Insomma, tante emozioni che potrete rivivere, lo ricordo ancora una volta, questa sera alle 21 qui su Rete Veneta. E adesso parliamo invece delle associazioni d'arma del Trevigiano che si sono riunite sotto la loggia dei Cavalieri e hanno mostrato un po' alle persone proprio il loro obiettivo principale, che è quello del volontariato e di aiutare il prossimo. Rischiano di spegnersi le associazioni d'arma della Marca, effetto fine del servizio militare che ha tagliato il ciclo del passaggio generazionale, mettendo in pericolo l'intero patrimonio storico e sociale di queste associazioni che si impegnano quotidianamente per i loro territori e che sono stati in prima fila durante l'emergenza contagio. Ci siamo messi appunto a disposizione o della sanità o dei comuni o anche nelle proprie parrocchie a far servizio d'ordine, quindi oltre a quello che facciamo normalmente ci siamo messi in gioco in questa situazione. Impegno silenzioso raccontato con tanti oggetti che le contraddistinguono, così per il cappello alpino del gruppo Città di Treviso accanto alle insegne e ai libri dei volontari per la libertà. Il fischio del Nostromo, nella sezione dedicata all'associazione Marinai, che ha destato particolare curiosità, soprattutto dai più piccoli. E ancora le truppe anfibie di Treviso, per ricordare che dalla Marca non sono partiti solo alpini. L'angolo con i paracadutisti della Folgore, fino ad arrivare ai carristi che hanno intonato il loro inno. Son l'acciaio i cingoli assenti, son
Una giornata per non dimenticare l'impegno e la formazione di tante generazioni, ma anche ciò che la guerra ha voluto dire. Ed è per questo che in centro alla loggia è stata posta questa raccolta per i tanti combattenti di ieri ricordati oggi nell'impegno costante di queste persone al servizio della comunità. E adesso ci spostiamo nel Vicentino, andiamo ad Arzignano dove la Giunta ha firmato un'ordinanza per venire incontro alle categorie di estetisti, estetiste, parrucchieri e parrucchiere. Deroga sui giorni festivi ma anche sull'orario di apertura di negozi e saloni. Ad Arzignano scendono in campo la Giunta Comunale e Confartigianato a fianco di parrucchieri, estetisti, barbieri e centri estetici penalizzati dalle chiusure imposte dal lockdown come misura di prevenzione del contagio. Un'iniziativa unica nel suo genere, spiega il sindaco Alessia Bevilacqua, questa super deroga ideata dal mio vice sindaco Enrico Marcigaglia per far fronte alle settimane di chiusura che hanno colpito questi lavoratori. L'ordinanza, valida fino a fine anno, permetterà ai saloni di tenere aperto nelle giornate del 2 giugno, dell'8 settembre, festa del patrono, lunedì 1 novembre e mercoledì 8 dicembre, oltre alle domeniche 12 e 19 dicembre, con possibilità di orario ampio dalle 7 alle 22 per un massimo di 13 ore. Gestione dei fondi europei che arriveranno attraverso il Recovery Plan in un ufficio, un nuovissimo ufficio che è stato aperto proprio per i comuni del Campo San Pierese. Si chiama Ufficio Europa, il suo compito è quello di gestire progetti grazie ai fondi internazionali ed europei. L'inaugurazione nella nuova sede di Villa Campello a Campo San Piero, che ospiterà la prima struttura intercomunale operativa in Veneto. I comuni del Campo San Pierese hanno deciso di essere pronti per sfruttare al meglio ogni dettaglio dell'imminente Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Permetterà a questo territorio di governare un processo molto importante, che è quello appunto della gestione dei fondi europei e nazionali che Stato ed Europa stanno per mettere sul piatto, e quindi come sindaci abbiamo deciso di non farci trovare impreparati a questo grande appuntamento. L'Ufficio Europa sarà operativo già dalla prossima settimana e si rivolgerà a tutti, privati, imprese e associazioni che vorranno partecipare a progetti europei che sfrutteranno le risorse del Recovery Plan. Per reperire finanziamenti ci vogliono prima i progetti, chi fa amministrazione locale lo sa, è fondamentale per questo territorio, un territorio che si fonda sulla piccola e media impresa. Il territorio dell'Alta Padovana, ricco di imprese, vuole ripartire dopo lo stop causato dalla pandemia e anche dalla Regione arriva il sostegno a questo ufficio. L'obiettivo di spenderli entro il 2026, che è l'obiettivo che ci ha fissato l'Europa, oltre al fatto che adesso abbiamo il nuovo obiettivo della semplificazione delle norme, verso il quale il governo si è già messo in movimento e verso cui anche la Regione guarderà nei prossimi mesi per lo snellimento delle norme regionali. Andiamo nel veneziano, continuano le polemiche per quanto riguarda il nuovo inceneritore rifiuti di Fusina. Noi intimiamo alla Regione, all'ARPAV di bloccare l'impianto, di rifare tutta la campagna di monitoraggio in maniera che venga effettivamente rispettata la prescrizione che è stata data. Se non fanno questo agiremo per vie legali. A dicembre c'era già stato un ricorso al TAR che andrà in dibattimento il 23 giugno. Ora dai comitati contrari all'inceneritore di Fusina arriva anche una diffida formale. I comitati puntano il dito in particolare sull'attività di monitoraggio delle emissioni gassose. Questo monitoraggio dovevano farlo anche prima dell'accensione della prima linea, perché così avevano un metro di paragone. Sembra che dagli dati che noi abbiamo raccolto che questa cosa non sia stata fatta o sia stata fatta in maniera del tutto difforme da quello che era stato detto. A stretto giro la risposta di Veritas. Tutto è ed è stato fatto nel totale rispetto delle norme e delle autorizzazioni. Le affermazioni dei comitati sono molto gravi e chi le ha pronunciate ne risponderà nelle sedi deputate. Calunnie e farneticazioni non fermeranno un impianto moderno, controllato e al servizio dei cittadini e delle imprese del nostro territorio. Sono la mamma di 2 bambine, abito qua a Malcontenta e sono assolutamente preoccupata. Siamo preoccupati perché la situazione ambientale qua a Malcontenta è degradata tantissimo. Sapete che come PM2,5 il famigerato polvere sottile è alle stelle qua, siamo sotto osservazione, sotto infrazione europea. Quando si parla di inquinamento bisogna sapere se si parla di inquinamento di un certo tipo o si parla di inquinanti
che portano a tumori, a degenerazioni, a modificazioni corporee, eccetera, eccetera. Questo è il punto che nessuno mette in evidenza. I comitati No Inceneritore Fusina promettono battaglia a difesa di un territorio che affermano ha già subito abbastanza inquinamento. In questo contesto anche un solo impianto in più può fare una grande differenza, visto che siamo in un ambiente degradato, estremamente contaminato chimicamente, in cui si vanno ad aggiungere tonnellate di polveri sottili, PFAS o residui di sostanze chimiche piuttosto pericolose. Chiaramente il danno è maggiore perché le persone hanno già un carico corporeo pesante di sostanze chimiche. Subito dopo la pausa ci occupiamo delle tante manifestazioni verso il 13 giugno, festa di Sant'Antonio a Padova. Ci vediamo tra pochissimo. E si avvicina il 13 giugno, data in cui si celebra la grande festa di Sant'Antonio a Padova. Intanto proprio domani, il 31 maggio, scatta la solenne tredicina. È la famiglia il cuore pulsante della Tredicina che quest'anno accompagnerà con la riflessione e le invocazioni fedeli, devoti e amici di Sant'Antonio alla solenne festività del 13 giugno. Scandito dai pellegrinaggi delle diocesi venete guidate dai loro pastori, questo momento di preghiera rituale che segue la messa delle 18 e sarà trasmesso in diretta da Rete Veneta, emittente del gruppo Media Nord-Est, porterà i devoti a riflettere sul ruolo della famiglia declinata nelle sue varie esperienze. Famiglia in formazione, aperta alla vita e all'accoglienza, famiglia ferita o numerosa. Nell'anno della famiglia di San Giuseppe, aperto il 19 marzo da Papa Francesco, la comunità dei frati vuole riflettere con i fedeli grazie al racconto di famiglie testimoni. Il Covid ha provato la famiglia, costretta all'isolamento, a confrontarsi con la difficile accettazione di lutti e distanze, ma l'amore supera ogni ostacolo e per questo i frati, custodi di Antonio, della sua fede e della sua devozione, per voce di padre Oliviero Svanera, rettore della Basilica del Santo, spiegano a queste famiglie in prima linea che hanno combattuto e combattono, animate dall'amore e dalla fede, abbiamo deciso di dedicare la tredicina di quest'anno. Tanta paura, fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'incidente stradale che è avvenuto ieri pomeriggio. Siamo a Sant'Orso in via Bassi dove un'auto che stava partecipando alla competizione Rally Campagnolo è finita in una scarpata dopo la perdita di controllo da parte del pilota, pare per un guasto meccanico. Illesi quindi pilota e navigatore, quindi fortunatamente nessuno si è fatto niente. I pompieri sono arrivati da Schio, da Vicenza con l'autogru, hanno recuperato il veicolo. Il pilota e il navigatore nel frattempo erano riusciti a uscire autonomamente dall'auto. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo un paio d'ore, insomma un paio d'ore di lavoro, però fortunatamente avete visto il mezzo è finito completamente nella scarpata, però dai, non si è fatto niente nessuno, almeno questa è la buona notizia. A Venezia invece è stata inaugurata la seconda edizione del Salone Nautico. Hanno colorato il cielo dando il via alla seconda edizione del Salone Nautico di Venezia le frecce tricolori che hanno sorvolato l'area dell'Arsenale per la cerimonia di inaugurazione. Ad accogliere la Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati anche l'esibizione degli incursori della Marina Militare. Rilancio dell'economia e turismo, le parole d'ordine per la ripartenza e l'impegno del governo ad investire risorse. Ora più che mai le istituzioni devono dimostrare di aver compreso che investire nel turismo significa investire nella colonna portante delle nostre economie, ridare ossigeno a interi comparti e filiere produttive, creare nuove opportunità e restituire speranze a milioni di italiani. Riportare Venezia ad essere regina dei mari, ha detto il sindaco, che ha fortemente voluto il Salone Nautico per rilanciare un'economia che ha da sempre fatto parte della storia. A Venezia abbiamo una grande spinta per la sostenibilità ambientale, ovviamente ci sono delle imbarcazioni che lo testimoniano, elettriche, e c'è tutto il lavoro sull'ibrido che stiamo facendo, e poi è soprattutto questa sottolineatura dell'economia del mare, cioè la diportistica, che è la nostra industria trainante, una delle industrie trainanti, dove dentro c'è tanta tecnologia, ci sono anche tanta arte, tanto design, tessuti,
legname, tecnologia. È il frutto del Made in Italy italiano. Numeri di questa edizione che vedono gli espositori raddoppiati da 87 a 150, mentre le barche sono 220, in un contesto storico composto da un bacino acqueo di 50.000 metri quadrati, destinato ad ospitare il meglio della cantieristica navale, dalle barche da diporto, da lavoro, alle novità relative ai motori elettrici, alla nautica di lusso. 9 giorni di eventi, dai convegni ai laboratori per bambini alle esibizioni sportive, per un evento che si ripeterà anche il prossimo anno. Progetto di volontariato Ci sto a fare fatica rivolto ai ragazzi, parte a Carmignano e triplica. Nella scorsa edizione erano arrivate 125 domande per 20 posti. Quest'anno l'amministrazione di Carmignano di Brenta ha deciso di triplicarne la disponibilità per i ragazzi disposti a fare fatica, portandoli a 60. Scatta in paese l'edizione 2021 di Ci sto a fare fatica, che punta a coinvolgere ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni nei mesi estivi in attività di riqualificazione degli spazi e beni pubblici, parchi, piazze, piste ciclabili e pedonali. Un progetto cui quest'anno hanno aderito ben 26 comuni del Padovano rispetto ai 9 della scorsa edizione. Il progetto Ci sto a fare fatica è un progetto che riproponiamo quest'anno, un progetto che verrà triplicato nei numeri, coinvolgerà 60 ragazzi del nostro comune dai 14 ai 19 anni che svolgeranno delle attività di cittadinanza attiva all'interno del nostro territorio comunale, negli spazi comunali, e in cambio riceveranno un buono fatica di 50 euro a settimana che potranno spendere all'interno delle nostre attività commerciali. Il progetto sarà seguito dalla cooperativa Carovana assieme all'assessore alle politiche giovanili Cervato Iside. E adesso andiamo al mare, andiamo a Jesolo e vediamo un po' che sta succedendo sotto gli ombrelloni. Il primo lettino in grado di produrre vibrazioni con musica tematizzata per generare benessere in chi si stende. È la novità dello stabilimento balneare Manzoni, lo stesso che aveva introdotto gli ombrelloni ad apertura automatizzata alimentati ad energia solare, oltre ai bagni autopulenti. Abbiamo presentato i 3 progetti innovativi che si chiamano Blue Zone per la sanificazione, lettino emozionale con musica incorporata, benessere e la nebulizzazione sugli accessi al mare. Obiettivo: spiaggia Covid-free ma anche benessere, che permette di creare una vera personal spa experience on the beach. Lo stabilimento è stato premiato in quanto primo con la certificazione Blue Zone, che sarà a breve presentata a livello regionale. Questa zona blu si basa con l'utilizzo di un prodotto Ecolabel, marchiato Ecolabel, che quindi è un prodotto ecologico certificato, che è l'unico prodotto che oggi possiamo utilizzare nella sabbia per la sanificazione dei lettini e delle postazioni. Attraverso questo protocollo e questo prodotto abbiamo anche realizzato dei sistemi di nebulizzazione lungo la passeggiata o lungo gli accessi al mare per permettere all'utenza di avere una sensazione di freschezza, di una sensazione di condizionamento raffrescante profumato, ma anche sanificato con lo stesso prodotto. L'importanza del progetto Zona Blu consiste proprio nel fatto che abbiamo prodotto un grande sforzo per riportare al centro il concetto di sicurezza e di salubrità della vacanza al mare e di far sì che idealmente potremo passare dal Covid-free al batterio zero. E a Vicenza invece la ripartenza parte proprio da arte e cultura. Visioni di futuro, la città che verrà. Il dibattito è aperto tra cittadini e istituzioni. Noi di Rete Veneta, dopo aver acceso i fari sulla riqualificazione di parchi e piazze, dopo aver dato voce ai quartieri e aver rilanciato le proposte dei commercianti sui parcheggi, inquadrato il progetto sicurezza, oggi facciamo il punto sull'idea di arte e cultura che dovrà sostenere il turismo d'ora in poi. E la cultura è un tema fondamentale, finalizzato poi anche ad un nuovo polo culturale che sarà quello del Palazzo Tiene, nuovo polo museale sul quale stiamo investendo con la città per poter riaprire questo palazzo bellissimo, sede storica della Popolare di Vicenza, anche ai cittadini. La battaglia di Rete Veneta al fianco dei vicentini per l'acquisizione da parte del comune dell'antica sede di BPV ha portato a Vicenza un nuovo polo museale.
Nei prossimi mesi prenderà vita la Biennale di Architettura, mentre in Basilica Palladiana andrà di scena la mostra su Il Rinascimento privato. Il contratto siglato dal sindaco con Rete Veneta prevedeva anche di riorganizzare la cartellonistica dei siti storici e dei monumenti, creando un percorso delle ville palladiane. E oggi a che punto siamo? Cartellonistica relativa è in fase di studio e elaborazione attraverso il distretto del commercio, un bando regionale che ha visto Vicenza vedersi aggiudicare anche dei fondi importanti, e lavoreremo in questa direzione con l'assessore Giovine a breve per avere anche un risultato importante in città. Benissimo, ma il contratto di Rete Veneta prevede anche di investire sul pellegrinaggio religioso, valorizzando il santuario di Monteberico. Sono percorsi culturali e turistici su cui stiamo lavorando. Da una parte la valorizzazione della città, in particolare la città rinascimentale di Vicenza, quindi Andrea Palladio, dall'altra il turismo religioso con la nostra Basilica di Monteberico, con l'ottica del progetto Monteberico 2026. 7 marzo 1426, la prima apparizione della Madonna a Monteberico. Nel 2026 saranno i 600 anni e per quella data Vicenza vuole farsi trovare pronta con una grande festa per la patrona della città che richiamerà migliaia di pellegrini. Ci vogliono programmazione, idee chiare, visione di futuro. Noi di Rete Veneta continueremo a far discutere la città su questi temi. Il dibattito è aperto, chi ha idee le porti, chi ha istanze le lanci. La sfida al futuro è lanciata e ovviamente continua. Grazie al lavoro in stretta collaborazione di 6 associazioni animaliste del territorio del Trevigiano, sono tantissime le bestiole selvatiche che sono state salvate. Proprio è un progetto mirato al recupero della fauna selvatica. A settembre la riduzione dell'orario notturno aveva fatto discutere, ma da quel periodo di difficoltà il centro di recupero della fauna selvatica della provincia si è ripreso, e come. Sono stati addirittura 500 gli interventi sul territorio nell'ultimo mese, vale a dire da quando è diventata operativa la convenzione con 6 associazioni, Progetto Riccio Europeo, LAV, Leida, LIPU, OIPA e WWF. La sinergia, il know-how della polizia provinciale sommato alla volontà di questi volontari ha prodotto un risultato straordinario. 500 interventi nell'arco di un mese, insomma, significa che l'attenzione rispetto agli animali abbandonati oppure feriti c'è, e che c'è un punto di ristoro, un punto dove questi possano trovare cura per il loro abbandono o le loro difficoltà. Bene, un bel risultato. Era stata la carenza di personale, in particolare della polizia provinciale, collegata ai tagli alle province, a portare a quelle limitazioni poi superate con l'aiuto dei volontari. Tra gli animali recuperati in questo mese, rapaci, ungulati, roditori, lepri, uccelli di varie specie e persino un cucciolo di cinghiale e un volpacchiotto. Attualmente sono 130 quelli ospitati in degenza al centro del Parco dello Storga, che potrebbe presto aprire ai visitatori. Sappiamo che per il benessere degli animali, insomma, non debbono essere disturbati, oppure meno contatto che hanno con l'uomo meglio è per la loro salute, quindi parzialmente sarà visitabile, magari con visite guidate, tramite anche questa nuova convenzione con la cooperativa Comunica. La priorità rimangono gli animali. Lo stesso presidente della provincia Marcon ricorda a tutti il numero da contattare in caso di necessità. Si deve chiamare il 320 4320 671 e troverete sicuramente qualcuno che vi risponde e che si attiverà per recuperare questo animale ferito. Intanto a Villa del Conte, siamo nell'Alta Padovana, è stata nominata la prima assessora alla gentilezza. Amare il nostro prossimo, essere attenti sulle piccole cose, magari un semplice buongiorno, trovare una persona magari in difficoltà e dargli una mano e dare tutto il noi stessi, diciamo, per rendere quella giornata un po' diversa. Piccole azioni quotidiane che fanno bene al cuore. A Villa del Conte, comune dell'Alta Padovana, noto per aver istituito l'assessorato alla solitudine, arriva anche l'assessore alla gentilezza, una nomina conferita a Loretta Bizzotto, che avrà il compito di trovare progetti che mirano a promuovere gesti di gratitudine reciproca e di cura dell'altro.
La pandemia ci ha insegnato l'importanza di essere solidali, di aiutarsi reciprocamente e di pensare all'altro come una persona che ci arricchisce. Quindi dobbiamo essere grati, dobbiamo sviluppare progetti e laboratori proprio di gratitudine e di gentilezza. L'idea è venuta al sindaco Antonella Argenti, che ad inizio 2020 aveva istituito l'assessore alla solitudine per raccogliere le segnalazioni delle persone sole o in difficoltà. Il primo cittadino di Villa del Conte è anche tra i 12 finalisti per vincere il concorso inglese City Major Foundation, che premierà il miglior sindaco di tutto il pianeta per la gestione della pandemia. E questo è anche il nostro ultimo servizio per il momento. Grazie per essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento, ricordiamo, è questa sera alle 18:50 con TG Bassano, 19:15 TG Vicenza, e alle 21 non perdete le tante emozioni della Dunata del Triverita degli Alpini di Tolmezzo, che noi vi riproporremo. Quindi grazie per averci seguito e un buon pomeriggio a tutti voi. Arrivederci.